Grazie Presidente, mi pare una buona notizia quella che ci dà l'assessore Donazzane, cioè che il Ministro ha firmato il decreto per la concessione degli ammortizzatori sociali di questo stabilimento, che però prevedono un elemento fondamentale per poter essere, come dire, erogati, e cioè la continuità produttiva del sito. Cioè noi dobbiamo mettere in sicurezza non soltanto dal punto di vista reddituale 130 lavoratori, ma dobbiamo costruire le condizioni perché lì si continui a lavorare e quei lavoratori continuino a lavorare. Ora, Assessore, glielo dico pur sapendo l'impegno che l'unità di crisi della nostra Regione sempre mette sulle crisi aziendali, appunto, quello di Villa Marzana, quello che riguarda, diciamo, il regime di appalti in esclusiva che Amazon concede ad alcune aziende che a loro volta in subappalto concedono commesse ad altre, a loro volta ad altre società, determina, come dire, definisce un problema che va oltre Villa Marzana, Castel Guglielmo, Vigonza e tutti gli altri stabilimenti che lavorano in monocommittenza Amazon, San Bellino. Un problema di sistema rispetto al quale la Regione del Veneto dovrebbe cominciare ad attivarsi prima di trovarsi inevitabilmente in queste situazioni, sapendo perfettamente che l'attività diciamo di logistica di Amazon si fonda esattamente su questo principio: utilizzare lo sfruttamento del lavoro per poter avere dei prezzi competitivi dell'e-commerce rispetto al commercio al dettaglio. E fatalità questo avviene sempre in territori svantaggiati, penso al Polesine, ma non solo al Polesine. Ora, se noi vogliamo continuare ad intervenire quando il bubbone è già esploso, attraverso la legittima attivazione degli strumenti di ammortizzazione sociale, attraverso la ricollocazione e la formazione dei lavoratori, va benissimo. Noi però dovremmo cominciare ad agire prima, ad analizzare cosa non funziona del sistema della logistica anche in questa regione e offrire delle soluzioni, perché il fatto che Geodis sia una multinazionale che, come certificato dal Tribunale di Milano, ha stipulato contratti sulla base di un costo del lavoro non corretto, non equo, che vuol dire precarietà e sfruttamento, il problema che lì si sarebbe verificato lo conoscevamo già prima. Il fatto che Amazon collabori, e vado a chiudere Presidente, costruisca contratti in esclusiva su capannoni non di sua proprietà, con società in appalto o subappalto, ci fa capire come il potere contrattuale di Amazon, che infatti manco viene alle riunioni che la Regione convoca, è totalmente sproporzionato rispetto al potere che le lavoratrici e i lavoratori hanno di poter far valere i propri diritti. Grazie, Chiudo con un riferimento all'assessore. Esiste un protocollo sulla logistica che questa Regione ha sottoscritto 2 anni fa. Andrebbe applicato però, Assessore, bisognerebbe verificare che quel protocollo va applicato, perché se io faccio il protocollo e poi non verifico che sia applicato, posso dire che va bene, ma potrebbe andare meglio.